Finalmente si riparte dopo tante settimane di attesa, di chiacchiere, di calciomercato, riprende a rotolare il pallone in Serie D con il turno preliminare di Coppa Italia che metterà di fronte Castrum Favara e Gela in uno stadio Broccoleri chiuso al pubblico. Si gioca a porte chiuse, partita per pochi intimi, ma tanto spettacolo atteso tra i gialloblu di Infantino, reduci dalla salvezza della scorsa stagione, e i biancazzurri di Cacciola, che dopo la vittoria dei playoff nazionali di eccellenza cercano di vivere una stagione da protagonisti. Allora andiamo col film della partita, a cura, come di consueto, di Giuseppe Montalbano con le immagini. Qui una brutta pallonata che colpisce un calciatore del Gela costretto ad uscire dal terreno di gioco per corrispondenza. Si tratta di Sartore, poi all'improvviso giocata di Piazza che mette in mezzo per il solito Nacho Varela che segna, ma in posizione di fuorigioco. Le proteste del numero 9 del Castrum Favara confermatissimo in casa giallo-blu. Poi è la squadra di Cacciola a cercare di produrre sulla fascia di destra con un Mauro Bollino particolarmente cercato e particolarmente ispirato in avvio di gara, a cui cerca di andare alla giocata in mezzo a due. Il colpo di testa che poi per poco non diventa buono per i compagni, sempre ad opera di Francisco Sartore, ma spera che si perde lontano dai pali. Poi ancora il fantasista palermitano che mette in mezzo il pallone, ottima uscita del giovane Davide Lauritano, poi conclusione liberatoria che si perde lontano dai pali ad opera di Panzera, uno degli ultimi arrivati in casa gelese. Ancora il Gela che cerca di attaccare con questa palla che rimane in mezzo, conclusione di Bollino, sulla quale ci sono le proteste per un presunto fallo di mano di Vaccaro, azione che però si sposta dall'altra parte con lo stesso Vaccaro che arma il piede di Loduca. Poi pallone in mezzo per Piazza che spiazza Minus, ma la palla si perde fuori. Ad un passo dal gol il Castrum Favara che qui cerca di creare i presupposti per andare a bersaglio. La palla allora arriva sui piedi proprio di Alessio Piazza che con freddezza e con un destro al fulmicotone sotto la traversa batte Renars Minus e porta in vantaggio il Castrum Favara proprio pochissimi istanti prima che il direttore di gara, il signor Michele Buzzone, ordinasse il cooling break. Tanto caldo, nonostante siamo ormai a fine agosto, anche in quelle di Favara, e alla ripresa scatta meglio dai blocchi proprio la squadra ospite con l'avanzata di Panzera. La palla messa in mezzo in qualche modo riesce a salvarsi dopo il tocco sotto misura di Aperi, il portiere Lauritano. E allora Gela che continua ad attaccare alla ricerca del gol del pareggio. Ancora Aperi che cerca di liberarsi al limite dell'area, conclusione alta sopra la traversa da parte dell'ex attaccante della nuova Igea Virtus. Chiude in avanti il primo tempo la formazione di Gaspare Cacciola, qui con la giocata sulla sinistra, il pallone messo in mezzo in qualche modo allontanato, poi sfera che arriva dalle parti di Cangemi, conclusione respinta, corpo quasi morto da parte di Lorenzo Loduca. Con le immagini passiamo alla ripresa con Sartore che propone questo cross messo fuori dalla difesa, poi altra conclusione, questa volta sbilenca sopra la traversa ancora da parte di Alessandro Cangemi, poi cerca la bordata dalla distanza Giacomarro, anzi si tratta di Maltese, conclusione velenosa che viene comunque bloccata da Lauritano. Molto sollecitato il portiere del Castrum Favara che qui viene battuto dal piattone vincente di Amedeo Vincenzi. Nel frattempo è entrato in campo ma c'è fuorigioco e allora si rimane 1-0. Poi Aperi, leggermente trattenuto, in qualche modo riesce ad allontanare la minaccia, la difesa del Castrum Favara che poi ha una bella giocata sulla sinistra. Qui l'incursione in mezzo in qualche modo riesce a salvare Sbuttoni dopo l'avanzata sulla sinistra del solito Piazza. Gela che però sembra più convinto e più convincente nel corso della ripresa. Pallone messo in mezzo sul secondo palo, ma ancora Lauritano toglie la palla dalla testa di Aperi. Molto convincente l'esordio tra i grandi, l'esordio col Castrum Favara del portiere classe 2006 che può celebrare con i suoi nuovi compagni una vittoria. Dunque passa al primo turno nazionale di Coppa Italia Serie D il Castrum Favara, esordio amaro nella categoria per la squadra di Cacciola. Da Sportisir è tutto, alla prossima!